Disavventura, ma per fortuna a lieto fine, per un'87enne padovana. Un uomo riesce a truffarla e a farsi consegnare denaro e gioielli per 70.000 euro, ma la polizia lo blocca e recupera tutta la refurtiva, riconsegnandola alla vittima. Lui è un italiano di 30 anni, si era presentato come avvocato e le aveva comunicato che il figlio aveva provocato un incidente stradale grave e che per essere scarcerato si doveva consegnare tutto l'oro disponibile. Quando ha realizzato immediatamente dopo di essere stata truffata, ha chiamato la sala operativa, sono andati gli agenti appunto della squadra mobile ed è stata lucida nel fornire, nonostante uno stato d'ansia, una descrizione particolareggiata della persona. Indagini rapidissime dei poliziotti e truffatore individuato a bordo di un treno partito da Padova e diretto a Napoli e bloccato a Roma Termini dalla Polfer. Nelle tasche aveva i gioielli estorti all'anziana che sono stati sequestrati e restituiti alla vittima. Il trauma emotivo però rimane, come ci conferma la figlia della signora. C'è una forte paura da parte di mia madre, è ancora scossa. E quindi l'esito felice che c'è stato, ringraziamo ancora la polizia, l'intervento, che peraltro anche umanamente sono stati veramente delle persone encomiabili. A questo si aggiunge comunque, soprattutto per le persone anziane che sono anche sole o comunque hanno bisogno di aiuto, l'impatto emotivo è veramente molto forte. Scatta una sorta per pudore quasi diciamo di timore o di vergogna a dirlo ai familiari e talvolta possono verificarsi anche dei veri e gravi casi proprio anche di depressione. Sicuramente l'aver recuperato la refurtiva e l'aver ridato il sorriso ad una signora ripeto, che aveva subito questa disavventura, per noi questo ci gratifica molto. L'invito in questi casi è di prestare massima attenzione alle richieste di denaro insolite e di rivolgersi sempre, in caso di dubbi, alle forze dell'ordine.